Ora andiamo a Pordenone per parlare del referendum sulla riforma della giustizia. A circa un mese dall'appuntamento alle urne arriva in città il comitato per il sì. Vediamo le sue ragioni e quelle per il no, queste ultime riassunte dal sostituto procuratore del Tribunale Enrico Pezzi. Natascia Gargano. Il comitato Sì Riforma sbarca a Pordenone in vista del referendum del 22 e 23 marzo sulla riforma della giustizia. Il coordinatore per il Friuli occidentale, l'avvocato Mattia Matarazzo, con il sostegno tra gli altri di esponenti politici delle Camere Penali per il sì. Le ragioni per votare sì sono di carattere tecnico e non politico. Questa è una riforma che non deve essere percepita come scontro fra blocchi, ma come opportunità di portare a compimento un disegno che c'era già nella Costituzione e nella normativa primaria successiva. È un'opportunità di riuscire a aumentare le garanzie di chi viene a contatto con questa funzione fondamentale dello Stato, è un'opportunità per riuscire a portare maggiore serenità, coesione anche tra le due funzioni del requirente e giudicante, le quali potranno continuare a operare in totale indipendenza senza commistioni o interferenze che possono turbarne la corretta operatività, per cui in realtà è un avanzamento di civiltà anche per la stessa magistratura. Sul fronte opposto le ragioni del no riassunte dal sostituto procuratore del Tribunale di Pordenone Enrico Pezzi per il comitato per il no dell'Associazione Nazionale Magistrati. Le ragioni del no sono che questa riforma non ha l'obiettivo di risolvere alcuno dei problemi della giustizia e infatti non ne risolve nemmeno uno, non accorcerà i processi di un solo giorno e non darà risorse in più alle procure e ai tribunali d'Italia. La verità è che questa non è una riforma della giustizia ma è una riforma del solo Consiglio Superiore della Magistratura. Attraverso la frammentazione del Consiglio Superiore in 3 diversi organi e predisponendo un sorteggio puro per i soli magistrati, mentre i componenti di nomina politica saranno sorteggiati ma da un elenco predeterminato, ecco che il CSM verrà indebolito e verrà frammentato perché di fatto la componente dei magistrati verrà affidata al caso e per questo la riforma di fatto mina quegli anticorpi che il Consiglio Superiore ha per resistere a influenze esterne da parte della politica.